Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona, eletto a maggio e da pochi mesi quindi presidente di questa organizzazione che tutela gli interessi delle imprese agricole. Confagricoltura Verona ha circa 1600 imprese associate con una superficie di circa 25.000 ettari, tutte ovviamente all'interno della provincia di Verona. Imprese che hanno ovviamente terreni con coltivazioni tipiche e classiche della nostra provincia, allevamenti di vario tipo, di tutti i tipi, dagli avicoli ai bovini, eccetera, eccetera. Facendo un breve bilancio degli anni 2020-2021, annate che sono di fatto collegate dal grande evento di pandemia Covid-19, posso dire che sono stati anni, un periodo di molte ombre e poche luci. Le ombre sono dovute ovviamente al calo di consumo da parte un po' di tutto il sistema produttivo. Ricordo che i ristoranti e gli agriturismi e tutto il mondo che consuma derrate alimentari è stato chiuso e fortemente ridotto quindi nei consumi che si sono ovviamente ripercossi sulla produzione che peraltro non si è fermata. Noi abbiamo a che fare con la natura e la natura non si ferma per il Covid, quindi la produzione continua sia per quanto riguarda i vegetali che per quanto riguarda gli animali. E le difficoltà più importanti che abbiamo avuto, oltre a quanto ho già accennato, riguardano il prima e il dopo della produzione. Il prima e il durante è dovuto alla difficoltà di reperire manodopera anche specializzata per la gestione degli allevamenti e delle colture, e il dopo ovviamente anche qui perché la trasformazione e commercializzazione del prodotto ha risentito per tutti i motivi che ho precedentemente ricordato. Per quanto riguarda sempre la produzione del 2020-2021, diciamo che è stata in linea più o meno con le annate precedenti, sia per quanto riguarda i volumi e anche per quanto riguarda i prezzi. Per quanto riguarda il futuro, per il prossimo anno, per il 2022, le sfide che ci attendono sono molto importanti e molto diciamo impegnative per l'agricoltura, atteso che dovremmo applicare quella che è la nuova politica agricola comunitaria e tutte le conseguenze che questo comporta. La nuova politica agricola comunitaria in primis ci porterà a una diminuzione delle risorse a disposizione delle aziende agricole e un aggravio di burocrazia e quindi di costi e burocrazie che sono legati, diciamo, all'ambiente, alla sostenibilità ambientale e a quanto ci viene chiesto, cioè di produrre con meno chimica e molto più biologico, tant'è che l'obiettivo è di avere entro il 2030 più o meno un 25% di superficie di produzione biologica a livello comunitario. Questo cosa comporta? Comporta ovviamente da parte degli agricoltori una preparazione e una diciamo applicazione di tecnologie e di nuova ricerca e nuova sperimentazione che stanno venendo avanti e ci stanno prepotentemente mettendo a disposizione queste nuove tecnologie e queste nuove opportunità. E l'altra cosa che avremo così come confronto sono le sfide ambientali dal punto di vista atmosferico. L'anno passato, il 2021, ci ha visti impegnati con una primavera estremamente mutevole, con
temperature molto basse che hanno azzerato o messo in crisi molte colture frutticole e anche alcune coltivazioni a pieno campo di orticole, e quindi già l'anno scorso a ottobre Confagricoltura di Verona aveva organizzato un convegno ad hoc per vedere come poter approcciare in maniera diversa, atteso che non è possibile modificare nel breve il comportamento atmosferico di quelle che sono le agrometeore, ma di come poter in qualche modo contrastarle. Ecco, quindi l'altra sfida che avremo è questa. Riassumendo, io già più volte sono tornato su questo tema. Credo che l'agricoltura italiana, quella veronese in particolare, si dovrà attrezzare in questo modo. Molta formazione professionale, molta, da parte anche di Confagricoltura e di chiunque è preposto alla gestione del mondo agricolo nei confronti degli imprenditori, nei confronti dei nostri associati, per far cosa? Per applicare tutte le novità che ci verranno messe a disposizione sia dalla tecnologia, ma soprattutto dalla ricerca e dalla sperimentazione di nuove cultivar, di nuove varietà di mele, di pere, di fragole, eccetera, eccetera, che avranno bisogno di una preparazione da parte dell'utilizzatore, da parte dell'agricoltore, per essere appieno messe in campo, utilizzate e quindi alla fine proposte al consumatore nel miglior modo possibile dal punto di vista anche sanitario e compatibilità ambientale.